decreto sicurezza non è un decreto della paura. No, un decreto delle regole. Penso in particolar modo alla questione delle case occupate. Era una vergogna che magari, facciamo l'esempio di un pensionato che per qualche motivo deve lasciare casa, magari perché viene ricoverato per qualche tempo, e la casa gli viene occupata e non riesce più a liberarla, e lui non è più la casa di sua proprietà. Oppure magari chi ha un appartamento costruito, acquistato con la fatica di una vita, con lo stipendio di una vita, che gli viene occupato e non riesce più a mandare via nessuno. Se gli viene occupato è una vergogna, non è uno stato di diritto. Il commento arriva a stretto giro dopo il via libera con polemica alla Camera dei Deputati del decreto sicurezza, già ribattezzato dalle opposizioni decreto paura. 39 articoli, 14 nuovi reati, fra cui il contestato reato di blocco stradale o ferroviario, e 9 aggravanti. Il testo riguarda la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, la gestione dell'ordine pubblico e dell'immigrazione e altri temi. Poi il presidente Fedriga si sofferma anche sulla dotazione delle body cam per gli agenti di polizia. Giustissimo, c'è qualcuno che vuole colpevolizzare le forze dell'ordine raccontando molte volte cose lontane dalla realtà. Facciamo vedere quelle body cam. Adesso chi ha paura? Perché la sinistra non vuole le body cam? Per vedere semplicemente quello che è successo, semplicemente perché c'è un'ideologia che vuole colpevolizzare le forze dell'ordine. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha anche risposto ai timori annunciati dalla CGIL per il mondo del lavoro in regione, fra salari bassi, precarietà e fuga dei giovani. Penso alle misure che diamo non soltanto per l'acquisto della prima casa, ma per esempio i contributi che abbiamo messo in campo da 2 anni per chi da casa dei genitori decide di acquistare casa, dove diamo addirittura contributi a fondo perduto quando nascono i figli. Quindi cerchiamo di fare diamo i contributi per l'assunzione a tempo indeterminato ed altro. Il tutto discusso a margine dell'incontro nel Palazzo della Regione per la presentazione di Capsule Collection di It's Academy con la nuova maglietta Io sono Friuli Venezia Giulia, insieme all'assessore a turismo e attività produttive Sergio Emidiobini e Barbara Franchin, fondatrice di It's Fondazione. E oltretutto sono tutti prodotti made in Italy, sostenibili, fatti con prodotti di recupero dall'industria. Quindi totale sostenibilità, e quindi promuoviamo i valori del Friuli Venezia Giulia attraverso un merchandising di altissima qualità